Balzani, la palla passa, l'ha persa malamente l'Italia in prima impostazione. Allora Angelucci dalla gran distanza, alto sulla traversa, la reazione del Real Granella. Sale Tuzzi da Matteo De Angeli, in verticale per Angelucci, la palla passa ed esce all'altezza del primo palo. Tuzzi, degnissimo capitano del Real Granella anche nella scorsa stagione. Qui Angelucci, dritto in porta, la palla passa attraverso la barriera con una punizione, era andata in vantaggio l'Italia con una punizione, prova a riaprirla Angelucci del Real Granella, 1-2. Ci riprova Angelucci ad un palmo dalla linea del limite dell'area, spara sul coraggioso Calcaro. Angelucci abbandonato lì davanti, disegna un grande assist, dentro, va giù Cannillo ed è calcio di rigore per il Real Granella. Ed ora Angelucci contro Calcaro. Angelucci di potenza ad incrociare, imprendibile per Calcaro, è il numero 9 che disegna la rimonta del Real Granella, doppietta 2-2. Su Angelucci che si impegna tanto, tantissimo anche in pressing. La lascia tra Maceri ad Angelucci che disegna un gran tiro su punizione a centimetri dal palo. Angelucci contro Gimelli, Angelucci il doppio passo, il sinistro troppo strozzato più o meno da quella posizione. È tutto pronto, parte ancora il numero 9, bordata dove Calcaro mette le dita stavolta.